La nona edizione della Giornata Nazionale dello Sport si è celebrata in tono minore rispetto al passato. Il clima di sobrietà dettato dalle calamità in corso nelle regioni dell'Emilia e seguito un po' da tutti in questo momento ha indotto gli organizzatori del CONI ad inviare una rappresentanza di alcune federazioni per salvaguardare gli aspetti più rappresentativi della manifestazione sancita da un'apposita legge dello Stato. Le società che hanno celebrato in rappresentanza di tutto il movimento sportivo provinciale la Giornata dello Sport sono Gaudium Basket Canicattì, Pallacanestro 80, Arcadino Agrigento, Paolo Borsellino di Cammarata, Skating Club Acragas, Le Pulci di Porto Empedocle, Kerkent Agrigento e Gym Sport di Porto Empedocle, approdati nell'auteo dei nuovi locali del CONI che ha ospitato la manifestazione con i loro atleti e dirigenti. In tutto circa 200 atleti che hanno dato vita alla sfilata inaugurale e dall'alzabandiera alle note dell'inno di Mameli. Sono seguite le esibizioni dimostrative di ginnastica, di pattinaggio ed un mini torneo di basket curato da Alessandro Bazzan. Una giornata insomma all'insegna dello sport e delle diverse attività, ma anche un momento di grande partecipazione e coinvolgimento tra i ragazzi. La manifestazione, istituita nel 2003 dal Consiglio dei Ministri in collaborazione con il CONI nazionale ed avviata nel 2004, si è svolta oltre che a Caltanissetta anche in altri comuni della provincia di Agrigento, riscuotendo anche in questo caso un grande successo di adesione tra i ragazzi.